L'hotspot di Lampedusa rimesso a nuovo con la nuova gestione della Croce Rossa Italiana. Il commissario all'emergenza e immigrazione Valerio Valenti non esclude che il primo centro di trattenimento si possa fare sull'isola. A Porto Empedocle l'arrivo di 9 bare. L'imprenditore Giavarini pronto ad entrare nel progetto, ma serve una programmazione seria con le compagnie aeree. Gli studenti dello Sciascia al Salone del Libro di Torino, diverse iniziative dell'Università della Terza Età di Agrigento. Nell'Acragas confermato il capitano Cipolla, nel Pro Favara nuovo direttore sportivo Davide Titone. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il commissario all'emergenza immigrazione Valerio Valenti ha compiuto un sopralluogo al centro d'accoglienza a Lampedusa in contrada Imbriacola a seguito del subentro nella gestione da parte della Croce Rossa e ha annunciato, non escludo, che il primo centro di trattenimento sia insediato a Lampedusa, poi altri in Sicilia e Calabria. Nel frattempo, come condiviso a livello europeo, è necessario procedere con rimpatri più rapidi degli immigrati che non hanno titolo per rimanere sul territorio, come previsto dal recente decreto legge firmato dal ministro Piantedosi. Ecco perché sono utili i centri di trattenimento. Il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha affermato: come prefettura siamo impegnati ad agevolare il più possibile i collegamenti tra Lampedusa e Porto Empedocle con l'obiettivo di alleggerire il peso sul comune di Lampedusa. Grazie alla dichiarazione dello stato d'emergenza abbiamo ottenuto strumenti per poterlo fare. Nel frattempo sono state trasferite da Lampedusa a Porto Empedocle 8 delle 9 salme di migranti vittime di naufragi ancora giacenti nell'isola. Sul molo empedoclino si è svolta una cerimonia religiosa di accoglienza e benedizione sia con il rito cattolico che islamico. Le 8 bare sono state tumulate, 2 ad Alessandria della Rocca, 2 a Santo Stefano Quisquina, 2 a Siculiana e 2 a Canicattì. L'imprenditore Marcello Giavarini favorevole all'aeroporto, restano incognite nella gestione. Vediamo. Siamo con l'imprenditore Marcello Giavarini. Ecco, qual è la sua idea sul progetto del futuro aeroporto di Agrigento? Indubbiamente l'aeroporto di Agrigento sarebbe un grande volano per il turismo, creerebbe un indotto economico non indifferente, quindi la mia idea è positiva. Però dovremmo cercare di capire se poi l'aeroporto, la fattibilità, abbia il supporto sostenibile dalla parte della gestione, perché realizzare l'aeroporto si potrebbe anche realizzare con i soldi del PNR e la volontà politica mi sembra che ci sia tutta, ma poi dall'altra parte bisogna vedere se le compagnie low cost, quelle che verranno, ci porteranno i passeggeri, perché vorrei evitare di costruire un aeroporto, che si costruisse ad Agrigento un aeroporto, che dopo 3-4 anni potrebbe avere dei problemi economici e chiudere. Quindi bisogna fare in modo che questo non avvenga, e cioè partire prima con un business plan, con una due diligence e, secondo me, qualcuno che coordini il tutto, fare dei contratti, dei memorandum addendum con le compagnie aeree che effettivamente abbiano interesse a portare i passeggeri. E allora questo è un progetto vincente. Io lo sposo, sono pronto a sottoscrivere le quote, anche in maniera molto più sensibile, però a patto che ci siano queste condizioni. Si parla di Licata come, diciamo, luogo scelto, almeno l'ingegnere Amel parlava di un progetto che l'ENAC ha già vagliato. Sì, Licata se ne parla da 30 anni dell'aeroporto, quindi c'è tutti i terreni che si trovano vicino Piana Romana che sono già predisposti, sarebbe un'ottima posizione.
C'è tempo fino a sabato 15 luglio per presentare la propria idea di impresa e partecipare alla 19ª edizione di Startup Palermo, la Business Plan Competition promossa e realizzata dall'Università degli Studi di Palermo tramite il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche, che quest'anno è dedicata a Gregory Bongiorno, il presidente di Sicilia Industria, venuto a mancare prematuramente lo scorso 22 gennaio. Vediamo. Ormai da quasi 4 lustri l'Università degli Studi di Palermo promuove i processi di start-up nel pieno di quello che è la terza missione dell'Ateneo. Quest'anno cerchiamo di coinvolgere docenti universitari, studenti di ogni ciclo, innanzitutto dottorati di ricerca, assegnisti, nella proposizione di idee imprenditoriali che possano passare dai laboratori al mercato con soluzioni concrete per i bisogni reali della nostra collettività. Cerchiamo con una ancora più prossima collaborazione con l'associazione datoriale, con Sicindustria, di stimolare anche idee che possano provenire dal mondo imprenditoriale, quindi dalle attività di ricerca che le imprese portano avanti, anche per quei sogni, diciamo, per quei progetti che hanno nei cassetti e che potrebbero, grazie ad un'iniziativa del genere, una Business Plan Competition come quella che noi organizziamo, trovare finalmente concretizzazione. Il target che può in qualche maniera, grazie ai premi che mettiamo a disposizione, trovare le risorse necessarie e il network, i collegamenti necessari per poter effettivamente aprire battenti. I primi 2 premi saranno in denaro, il terzo premio consisterà in un percorso di incubazione. I finalisti della Startup Palermo atterrano alla Startup Sicilia, che è una competizione che vede in gioco i finalisti delle varie Startup regionali, e poi alla fine ci sarà la partecipazione, sarà prevista la partecipazione al Premio Nazionale dell'Innovazione, che quest'anno si terrà in autunno e inoltrato a Torino. Confidiamo che i nostri progetti possano arrivare in finale e vincere il Premio Nazionale dell'Innovazione, come già è successo in edizioni passate. Non soltanto una bella idea per presentare le idee imprenditoriali, soprattutto dei giovani, ma debba rappresentare una sorta di nuova metodologia di lavoro. Dare ai nostri ragazzi la chiara consapevolezza che il titolo di studio, il percorso universitario, non è soltanto il raggiungimento di un pezzo di carta, ma può diventare una reale occasione, una reale possibilità per fare imprese. Le belle idee che poi si traducono nelle tesi di laurea cercheremo in tutti i modi, grazie all'aiuto delle imprese e dell'industria, siamo qua per questo, di trasformarle in attività imprenditoriali, mettere insieme il mondo dell'università e il mondo dell'impresa in un percorso comune ed evitare questa incredibile e pericolosissima emorragia di cervelli che non fa altro che depauperare il nostro capitale umano. Startup Palermo 2023 sia dedicata a Gregory, per me è un motivo di felicità e orgoglio, ma soprattutto per lui. Gregory è sempre stato un uomo di sistema, un uomo che delle sue cariche istituzionali ne ha fatto un bene per la collettività. Un'iniziativa che la nostra società ha ovviamente accolto, infatti noi siamo partner di questo progetto. Gregory nel corso di questi anni ha fatto questo, ha lavorato tantissimo per il suo territorio. Prima che venisse appunto a mancare aveva realizzato quello splendido evento su Trapani, dove ha fatto conoscere a tutti le eccellenze siciliane. Imprenditori, abbiamo bisogno di giovani talenti. Gregory è una persona che, oltre a spendersi per la sua azienda, ovviamente si è speso molto per questo territorio, si ricorda una persona, un amico a noi caro, insomma, che il destino ci ha voluto strappare, però tentiamo di dare continuità a quello che era un suo obiettivo, che è ricordare, diciamo, una persona a noi molto cara, di elevato spessore. Palermo chieste 22 condanne per Bosse, Gregari, Di Noce e Cruiglias. C'è il servizio. La richiesta di pena più alta, 16 anni e 4 mesi, è stata avanzata per Giancarlo Seidita, considerato il reggente del mandamento. Un elenco di ben 22 imputati sotto processo con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Giovanni Antoci conclude così il terzo giorno di requisitori al dibattimento, che vede imputati presunti Bosse e Gregari delle famiglie mafiose Noce e Cruiglias. Seidita, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, sarebbe subentrato al cugino Giovanni Nicoletti, deceduto nel 2020 per una malattia.
Il blitz della squadra mobile lo scorso anno riportò in cella Seidita, scarcerato nel 2018 per fine pena. Non era la prima condanna per lui, che nel 2008 era stato piazzato al vertice del mandamento del boss Salvatore Lo Piccolo di San Lorenzo, che insieme al figlio Sandro lo avrebbero formalmente combinato. Al fianco di Seidita ci sarebbero stati altri personaggi noti come Pietro Tumminia. Emersero storie di pizzo imposto a titolari di attività commerciali, artigiani, imprenditori della zona. Questi gli imputati e le richieste di pena: Dario Albamonte 2 anni, Gianluca Albamonte 2 anni, Giacomo Abbate 12 anni, Davide Cacioppo 2 anni, Paolo Castelluccio 12 anni e 4 mesi, Salvatore Cinquemani 11 anni e 4 mesi, Giovanni D'Alba 5 anni e 4 mesi, Angelo De Luca 10 anni, Guglielmo Ficarra 14 anni e 4 mesi, Daniele Formisano 14 anni e 8 mesi, Giovanni Giordano 14 anni e 8 mesi, Emanuele Girgenti 2 anni, Paolo Gulotta 12 anni e 8 mesi, Vincenzo Landolina 10 anni e 8 mesi, Andrea Parisi 2 anni, Francesco Scaglione 10 anni e 10 mesi, Tommaso Sciacovelli 11, Giancarlo Sedita 16 anni e 4 mesi, Antonio Tognetti 11, Felisiano Tognetti 12 anni e 4 mesi, Pietro Tumminia 14 anni, Nicolo Zarcone 9 e 3 mesi e 10 giorni. Ma facciamo adesso un passo indietro. Era luglio del 2022, ennesimo schiaffo ai mandamenti di Noce Cruillas queste. Le notizie sulle testate giornalistiche. Nel giorno in cui Palermo ricordava la strage di Via D'Amelio, la polizia all'alba eseguiva una ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del capoluogo nei confronti di 9 indagati, 8 in carcere e 1 agli arresti domiciliari, ritenuti tutti a vario titolo gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso e intestazione fittizia di beni. L'operazione, chiamata Grande Mandamento, scattò su delega della direzione distrettuale antimafia, che consentì di ipotizzare l'organigramma delle famiglie mafiose del mandamento della Noce Cruillas, che comprende le famiglie mafiose di Noce, Cruillas, Malaspina e Altarello. L'operazione risultò la naturale prosecuzione di quella eseguita poi nel maggio 2022. Infatti, dopo l'esecuzione degli arresti, le successive indagini si concentrarono sulla famiglia mafiosa di Altarello e sui rimanenti affiliati all'interno del medesimo mandamento. In questo contesto, dichiararono ancora dalla polizia, sono stati raccolti importanti elementi nei confronti di Pietro Tumminia, chiamato Pierone e ritenuto dal GIP figura apicale del clan capo della famiglia mafiosa di Altarello. Dalle indagini era emerso anche un continuo ricorso alla riscossione del pizzo in danno di attività commerciali, di artigiani, di imprenditori. In questo contesto sarebbero emersi anche casi di autorizzazione preventiva fornita dal clan proprio per l'avvio di diverse iniziative economiche all'interno delle grandi o piccole zone di influenza. Gli studenti dell'Istituto Superiore Sciascia di Agrigento al Salone del Libro di Torino. Arturo Cantella. È stata un'esperienza sicuramente interessante che ha arricchito intellettualmente i ragazzi dello Sciascia, la presenza e la partecipazione alla fiera del Salone del Libro a Torino. Sì, un'esperienza diciamo all'interno di un anno scolastico ricchissimo di iniziative, è un'esperienza che parte da una consapevolezza profonda dell'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia, proprio che la scuola rappresenti un bene per il territorio. Quindi consapevoli della nostra responsabilità di educatori, abbiamo cercato un rapporto di reciprocità che possa arricchire il territorio e la scuola di nuovi modi di pensare, di guardare ai ragazzi, di cercare anche il sostegno di aziende e associazioni che condividano con noi la missione e la visione. Per cui impegnare le responsabilità di tutti, formando un capitale sociale di cui poi il territorio beneficia.
Tra le attività da realizzare, nello specifico, c'era la partecipazione di un gruppo di studenti al Salone del Libro di Torino, quindi un'attività di lettura, di piacere della lettura, che ci sembrava anche fosse un tributo al maestro di Regalpetra che dà il nome alla nostra scuola, un'attività che parte in classe e che poi trova conclusione nella partecipazione dei ragazzi al Salone del Libro. Ringraziamo ANCE Agrigento, Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha in realtà sposato subito il progetto attraverso un gesto di fiducia, di generosità, incontrandoci con il presidente di ANCE Agrigento, Carmelo Salamone. Abbiamo subito condiviso l'idea che non si trattava di una mera raccolta di fondi, ma di qualcosa di più profondo. Si voleva proprio contribuire, ciascuno nel proprio mondo lavorativo, nel proprio contesto, ad un'idea, quella che non c'è futuro in un territorio senza educazione dei giovani. Per cui ringraziamo la disponibilità, la generosità, quella pronta fattività di ANCE Agrigento, nella persona del presidente Carmelo Salamone, e nutriamo la speranza che nuove e ulteriori occasioni istituzionali e progettuali vedano l'Istituto Tecnico Leonardo Sciascia e il territorio insieme al servizio dei nostri giovani e dei loro sogni. Ho avuto la possibilità di essere stata selezionata per partecipare a questa incredibile esperienza avvenuta a Torino, quindi il Salone Internazionale del Libro. Grazie ai nostri professori e alla preside abbiamo avuto la possibilità di partecipare. La lettura, il viaggio e anche Tabucchi ci hanno unito in questa esperienza, che non è solo di organizzare il viaggio, di avere questa esperienza di andare insieme in un altro posto, in una fiera così importante, ma anche quella di riunire le nostre passioni e le nostre diversità in quella che è la nostra quotidianità. Ma ti aspettavi un evento così importante? Cioè lo immaginavi tu un evento così? Sinceramente no, non ero neanche informata a riguardo fino a quando non ci hanno proposto di essere partecipi di questa esperienza così importante e così unica. Quindi la consiglieresti a tanti tuoi colleghi? Assolutamente sì, non è inusuale, anzi si trovano diversi stand, ci sono diverse categorie di libri che possono appassionare chiunque, anche chi non è amante della lettura, quindi sì. Noi dal 19 al 21 maggio abbiamo trascorso un indimenticabile fine settimana a Torino. Il 20 maggio in particolare eravamo presenti all'Auditorium del Lingotto e lì abbiamo assistito all'evento conclusivo del progetto Un libro tante scuole. L'incontro è stato introdotto da Nicola Lagioia, il direttore del Salone, e abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare le parole di Maria José de Lancastre, traduttrice e moglie di Tabucchi, che ci ha in qualche modo proposto una nuova lettura del romanzo in chiave di testimonianza storica e politica. Tabucchi infatti fu proprio testimone della violenta dittatura fascista di Salazar in Portogallo. La giornata poi lo abbiamo proseguita al Salone, i ragazzi con entusiasmo e curiosità giravano tra gli stand e ognuno alla ricerca del libro da curiosare, da spulciare o da acquistare. In effetti questi ragazzi sono partiti da Agrigento con un solo libro in valigia e sono rientrati invece con tanti libri più, per cui un'esperienza sicuramente da ripetere, perché i ragazzi hanno lavorato sodo, si sono impegnati, sono messi in discussione, speriamo di poterla ripetere anche negli anni a venire. Sostenuta dall'ANCE, ricordiamolo. Sì, l'ANCE ha sostenuto le spese dei ragazzi che hanno avuto l'opportunità di partire per Torino senza sostenere alcuna spesa. Lo scrittore Pascal Schembri ad Agrigento per presentare i suoi ultimi 2 libri. Vediamo. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sono tornato in Sicilia per presentare i miei 2 ultimi libri. Il primo, La fiaba del tulipano bianco, dedicato alla grande attrice Audrey Hepburn. Sarà presentato dal direttore del Parco Archeologico Valle dei Templi, l'architetto Roberto Sciaratta, alla Casa San Filippo. Il secondo, dal titolo Gli occhi della quercia,
verrà presentato dall'artista Serenella Bianchini, che curerà anche la lettura. La moderatrice sarà la nostra giornalista Maria Giuseppina Terrasi. Questo evento è stato patrocinato dal Parco Archeologico Valle dei Templi. Quindi giovedì 8 giugno alle ore 18:30 vi aspetto alla Casa San Filippo. E con questo vi ringrazio e a giovedì alle 18:30 Casa San Filippo. Università della terza età, diverse le iniziative ad Agrigento. Vediamo. Un'interessante iniziativa dell'Università della terza età dell'Auser, oggi qui alla sala conferenze Tommaso Fazzello, con qualificati ospiti che discuteranno di un tema importante. La Libera Università Agrigentina, Auser, è un'associazione che promuove in favore della terza età attività di carattere culturale, di carattere sociale, di solidarietà e anche di impegno civico. Prevalentemente ci siamo occupati in questo scorcio di anno, in questa fase che è andata da marzo a giugno, di tanti incontri, noi le chiamiamo conversazioni, perché gli ospiti espongono gli argomenti che abbiamo concordato, e poi c'è una fase di dibattito a cui partecipano tutti i nostri associati e i presenti. Siamo molto contenti perché siamo riusciti ad avere un programma di altissima qualità, lo dico senza timore di essere smentito, perché è veramente di altissima qualità, grazie ai relatori che abbiamo scelto, che abbiamo cercato e che abbiamo ospitato nella nostra L'argomento attività. di oggi vede anche il professore Iacono, ma anche il professore Vivacqua dibattere su quale tema, dottore Ribet? Il professore Maurizio Iacono è un personaggio illustre davvero, che non manca mai, che ha sempre il piacere di ritornare ad Agrigento, dove è nato e dove ha fatto il liceo classico. Oggi parliamo, peraltro personaggio di grandissimo spessore, ordinario di storia della filosofia all'Università di Pisa, anche preside della facoltà di lettere e filosofia della stessa università. L'argomento di questa sera è un argomento molto caro al professor Iacono, che consiste, il titolo che abbiamo dato, che abbiamo scelto è I bambini, il gioco, i mondi intermedi, che è un argomento molto bello, molto stimolante, perché i bambini, che non sono, come lui ama dire, degli adulti piccoli, ma hanno attraverso il gioco la capacità di rappresentare dei mondi intermedi che loro creano attraverso il gioco, e che mondi intermedi dei quali loro sono gli attori veri. Tutto questo per esempio nelle rappresentazioni teatrali quello che lo spettatore segue e acquisisce non è in realtà qualcosa che ha una cornice, è inquadrato secondo certi paradigmi, che però non ha questa importanza creativa e di protagonismo da parte dei bambini. È una conversazione che sta riscontrando un grandissimo interesse. Peraltro dico, il professore Iacono ha questa apertura mentale straordinaria, per cui la filosofia, ma non come scienza astratta, ma come vissuto vero e proprio, che peraltro si sposa con altre categorie culturali come la sociologia, l'antropologia, e veramente stasera stiamo assistendo veramente a una bellissima lezione. Hub dello Stretto, iniziati i lavori, c'è il servizio.
Con la firma di oggi consegniamo le fasi propedeutiche alla realizzazione, cioè quelle delle demolizioni. L'impresa fa 120 giorni per buttare giù quella che era una struttura che oggi non è più funzionale rispetto a un progetto di innovazione che stiamo portando avanti da diverso tempo. Quindi è un passo fondamentale perché dopo anni di lavoro finalmente vediamo realizzato un contenitore che non deve essere solo fisico ma anche strutturale per portare imprese a Messina e per creare quello che è un polo di innovazione che serve, ripeto, non all'amministrazione ma alla città per far tornare e far rimanere i giovani che hanno intenzione di investire a Messina. Un progetto sul quale anche la precedente amministrazione, che poi questa amministrazione giustamente è la continuazione, con l'assessore Carlotta Previti ha puntato tantissimo. Quali sono le risorse che si impiegheranno? Ma il progetto complessivo è di 71 milioni di euro a valere sui fondi PON che sono stati individuati apposta per creare questo grande contenitore di innovazione. È un progetto che va avanti da 2 anni, oggi mettiamo finalmente la parola fine alle procedure amministrative e inizio a quelle un po' più pratiche che sono quelle che devono poi vedere la realizzazione di un'opera che è continuità. La mia amministrazione è continuità, l'ho sempre detto, lo ribadisco e questi sono i segnali di chi incomincia a raccogliere i frutti di una progettazione che è stata fatta in brevissimo tempo e che in brevissimo tempo vedrà nascere una realtà importante per la città. Cosa fare di un altro scempio che c'è qui tra i silos e i magazzini generali, la casa del portuale? Allora là sapete perfettamente che c'era una questione aperta con la regione siciliana, stiamo lavorando come abbiamo fatto in questi anni per dirimere alcuni aspetti, ma fa parte del ragionamento complessivo che deve vedere quest'area totalmente rivalutata, quindi EIAB, ripeto, non è la costruzione di un polo tecnologico ma la realizzazione di un ragionamento diverso a livello di rigenerazione urbana e lavorativa. È stata una giornata abbastanza faticosa e abbastanza bagnata. Abbiamo portato su dal fondo marino di tutto e di più, veramente incredibile cosa purtroppo si trova nei fondali. Li conferiremo nella raccolta differenziata. Grazie a tutti gli equipaggi, a tutti i subacquei che sono venuti un po' da diverse province della nostra Sicilia, un grazie ai nostri soci che hanno partecipato, alla FIPSAS e un grazie anche alla neo amministrazione insediatasi che si è subito adoperata. Raccolta superficiale, raccolta sotto i fondali, abbiamo fatto un bel po' di pulizia, fa bene all'ambiente, bisogna ripeterla spesso. Ho visto molta collaborazione da gente da fuori che ha partecipato. Raccoglievano pure i piccoli tappe che galleggiavano delle bottiglie. Auguro a tutti di farlo anche senza le manifestazioni. Questa sorta di gara di pesca al rifiuto, la nostra sezione è stata individuata come una sezione dove svolgere 2 in Sicilia, 21 in tutta Italia, quindi siamo orgogliosi di ospitare questa manifestazione. Squadre di Trapani, di Palermo, di Catania, eccetera. Il campo gara è la nostra costa che va appunto da Guidaloca, Calabianca, Scopello e anche oltre, dove l'anno scorso sono stati ritrovati molti rifiuti plastici sott'acqua. La parte agonistica è la parte meno evidente, sì certo c'è una premiazione a seconda del rifiuto, ma la parte importante è quella della sensibilizzazione, il rispetto del mare, alla tutela dell'ambiente marino. L'essere qui non è tanto vincere una coppa ma quanto far vincere l'ambiente. Faremo il possibile per ripulire un po' il mare. Non è da scellerare questo tratto di mare che è veramente una perla, ce lo invidiano, tutto il mondo viene qui per visitarlo e noi lo distruggiamo. È vero, però tanto noi oggi facciamo il possibile per togliere un po' di questi rifiuti. Sono tante le tipologie di inquinamento che insistono su questo tratto di mare. Bisogna fare il possibile per preservarlo. Grazie all'organizzazione della Lega Navale, grazie a Antonio Aruta e alla FIPSAS della quale la sezione è associata e socia, quindi abbiamo strappato con i denti questa manifestazione che oggi non era del tutto scontata. Grazie quadruplo a tutti quelli che sono venuti in una giornata veramente terribile. Piove da stanotte, ci ha dato soltanto qualche mezz'oretta di tregua, continua a piovere, per fortuna per i subacquei sott'acqua la pioggia non è un problema, lo è stato un po' di più per i barcaioli. Comunque veramente grazie a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato, bravi per tutto quello che avete raccolto, grazie a tutti.
Siamo con la tinta. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Calcio, l'Acragas per il prossimo campionato di Serie D ha confermato il capitano Alfonso Cipolla. Carmelo Lentini. Dopo l'arrivo del nuovo tecnico biancazzurro Marco Coppa in sostituzione di Nicolò Terranova, la dirigenza biancazzurra con a capo il patron Giuseppe Deni ha voluto riconfermare per la prossima stagione di Serie D il proprio capitano ed agrigentino purosangue Alfonso Cipolla, classe 91. Difensore con il vizietto del gol, Cipolla è alla sua quinta stagione in biancazzurro. Nei prossimi giorni, secondo voci di corridoio, sono attese altre riconferme che dovrebbero rappresentare lo zoccolo duro della squadra per la prossima stagione. Si parla con insistenza di Bernardo Baio, di Emiliano Dall'Oro, di Santiago Pavicic, Johan Barrera, ma anche dei giovani Vizzini e Scozzari, rispettivamente classe 2004 e 2005, ma il sogno più grande è l'auspicata permanenza del centrocampista Desiderio Garufo. Se ne saprà di più sabato prossimo 10 giugno in occasione della presentazione ufficiale del nuovo tecnico Coppa, che si terrà nella sala stampa dello Stadio Asseneto alla presenza della dirigenza. Intanto alcuni protagonisti nel biancazzurro della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie D, saranno premiati nel Castello Branciforti di Raccuia, quindi nel Messinese, con il riconoscimento M. Eward Sergio Granata. La manifestazione ideata e curata da Fabio Todaro si terrà domenica 25 giugno a partire dalle ore 17:30. Per quanto riguarda l'Acragas verranno insigniti il patron Giuseppe Deni come presidente del club vincitore del campionato d'eccellenza Girone A, Antonio Ezzai, miglior portiere, Joan Manuel Barrera, miglior difensore, Desiderio Garufo, miglior centrocampista e anche miglior giocatore in assoluto del Girone A. Inoltre saranno premiati Bernardo Baio quale miglior giovane e lo stesso Nicolò Terranova che è stato il miglior allenatore. Altri premi verranno distribuiti ad altri protagonisti del calcio dilettantistico regionale. La Pro Favara ha annunciato un nuovo ingresso nell'organigramma societario. Si tratta di Davide Titone, che sarà il nuovo direttore responsabile tecnico gialloblu. L'ex presidente del Mazzara è stato presentato ieri in conferenza stampa. Giuseppe Moscato. La Pro Favara, in vista della prossima stagione nel campionato di eccellenza Girone A, si rafforza non solo in campo con i giocatori, ma anche nella dirigenza. Farà parte della società della Pro Favara, presieduta da Rino Castronuovo, con il ruolo di direttore tecnico Davide Titone, ex presidente del Mazzara Calcio, che è stato presentato ieri sera alla stampa e ai tifosi. Un uomo d'esperienza che andrà ad arricchire e dare supporto alla già ottima e preparata dirigenza gialloblu al gran completo, che affiancherà il direttore sportivo Tino Longo, il direttore generale Gino Mendolia, nella realizzazione di una forte squadra per puntare dritto alla promozione in Serie D. Sono qui a Favara grazie al rapporto con il DS Tino Longo, il presidente, e il direttore generale Gino, che abbiamo un grande rapporto di amicizia e di stima, e vengo qui appunto a dare il mio contributo, dove ho trovato veramente un ambiente ideale, una grande famiglia, è quello che realmente io amo più di tutti, i rapporti umani che vanno al di là di tutto. Quindi sono qui, ho un grande entusiasmo, grande voglia di far bene, ma soprattutto di dare in questa città, a questi tifosi meravigliosi, il mio contributo e la mia esperienza calcistica in questi anni che ho calcato questi campi siciliani. Il Pro Favara ha fatto un percorso importante in questi anni, dove c'è grande stima, grande fiducia, una società sana, credibile, soprattutto credibile, e grande voglia di rivalsa. Quest'anno il Presidente ha detto pubblicamente che vuole andare con l'obiettivo della Serie D. Noi siamo qui perché stiamo lavorando assieme al nostro direttore sportivo Tino Longo, assieme stiamo collaborando per portare dei giocatori, prima grandi uomini e poi dei veri professionisti. È quello realmente che vogliamo mettere nelle mani del mister Catalano, gli uomini determinati per portare
questa città, questi colori giallo-blu, dove realmente i palcoscenici che meritano, quelli della Serie D. Ma le novità in casa Pro Favara non sono terminate qui. Ieri sera è stato anche annunciato l'innesto della società di calcio a 5 Favara Futsal, che il prossimo anno giocherà con i colori della Pro Favara nel campionato di Serie D, con grandi possibilità di ripescaggio anche in Serie C2. Ad annunciare il passaggio in casa giallo-blu il dirigente della Favara Futsal Gerlando Nobile. Soddisfazione per il percorso che la Pro Favara sta intraprendendo è stata espressa dal presidente della Pro Favara Rino Castronovo, che ha annunciato importanti novità anche per il settore giovanile e Under 19. Un obiettivo importante, cercato, voluto, in particolar modo dal direttore sportivo della Favara Futsal Carmelo Manganella. Ci siamo avvicinati a una squadra importante come la Pro Favara con un progetto importante e ambizioso. Noi eravamo altrettanto ambiziosi e quindi da lì è nata l'idea di portare avanti anche il nome della Pro Favara nel calcio a 5. Allora, inizieremo con il campionato di Serie D, tranne se ci sarà la possibilità di un ripescaggio in C2. Giocheremo le nostre partite casalinghe presso lo Sporti Village della strada di Chimendo. Colgo l'occasione per invitare i ragazzi quanto più possibile ad avvicinarsi al calcio a 5, perché siamo alla ricerca di giocatori favaresi con tanta voglia di fare gruppo e di fare squadra, perché abbiamo dei traguardi importanti da raggiungere. Quindi colgo l'occasione, grazie a voi, alla stampa e anche alla Pro Favara, di dire ai ragazzi avvicinatevi al calcio a 5, perché è uno sport bello, interessante, dove si fa gruppo e si cresce bene. Per noi è un giorno, un momento di orgoglio vedere un socio nuovo di fuori. Per noi è un motivo di orgoglio, perché per venire qualcuno di fuori vuol dire che si parla bene di Favara, si parla bene della dirigenza, e questo, essendo io in prima linea, mi fa solo piacere. Per quanto riguarda la squadra del calcio 5, sono onorato di averli con noi, so che fanno dei sacrifici e quindi vogliamo essere con loro a fare sacrifici e cercare di portare i nostri colori sia nella squadra a calcio a 11 che a 5 in giro per la Sicilia. Questo ci riempie di orgoglio. Speriamo che i tifosi ci seguano a tutte e due, che è giusto così. Andiamo avanti, divertiamoci, facciamo un 2023-2024, speriamo che lo facciamo nei migliori di noi. Record mondiale di offshore, Messina Vulcano, venerdì, nuovo tentativo del messinese Schepici con il suo Tommy One. Vediamo. Siamo arrivati a Messina per cercare di migliorare, è un record del mondo che già ci appartiene, l'abbiamo stabilito agosto 2020. Sono ritornato di nuovo nella mia città natale, ringrazio veramente tutti, dall'amministrazione a tutti voi che avete risposto veramente con tanto orgoglio, con tanto entusiasmo. Proprio questa mattina abbiamo già fatto le prime riunioni con la Guardia Costiera e già lo dico in anteprima, stiamo valutando, ma al 99% cercheremo di scendere in acqua venerdì pomeriggio alle ore 16, dalla fascia oraria 16-17, perché le condizioni meteo marino ce li permettono. Il mare porta circa mezzo metro d'onda, che per noi è ancora ottimale. Dovremmo, salvo noie meccaniche, dovremmo riuscire quasi nell'impresa. Dico questo ma non per presunzione, perché nel 2020, se vi ricordate, siamo scesi con mare molto formato, ci stava circa 1,5 metri d'onda, quindi quest'anno cambierà l'assetto della barca, cercheremo di mettere eliche molto lunga e rapporti lunghi, quindi di cercare la velocità di punta. Mi auguro di farcela. La tratta in questione, vogliamo dare qualche dettaglio più specifico? La tratta in questione è la Messina Vulcano Messina, è un percorso di circa 70 miglia che insieme al mio collega Mario Petroni, un pilota di tutto rispetto, ha corso in tantissime categorie, è la prima volta che lui viene con me, comunque abbiamo un buon feeling, abbiamo già studiato il percorso, noi troveremo una boa di virata alla Punta Faro, se non mi sbaglio, boa AB.
e la boa Charlie, una boa di virata direttamente giù all'isola di Vulcano. Lì cercheremo di fare la boa per non perdere tempo, la faremo molto larga e quasi al massimo della velocità, appunto per non far sedere, volgarmente parlando, la barca e quindi impiegare più tempo a farla di nuovo planare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.